Saluto a tutti, io mi chiamo Luca Cogoni, faccio il professore a scuola, sono laureato in letras modernas, orientamento filologico. Ho studiato in Castello, ma ho studiato pure in Toscana, Pisa, Siena. Io lavoro a scuola, già da vari anni, ho lavorato in Castello, ho lavorato in Sulcis, ho lavorato a Tesu pure, a Sant'Antioco, Panai. E poi sono accanto a domo, sono in Ceragius, dove sono nasciuto. Sono cogliato, tengo due figli. Moglie mia però è italiana, non è sarda. Dunque, pochissime su sardo, devo questionare non con moglie mia, con i amici o con figlia mia e con figlio mio che però è vitticheddo. Devo commenti mi ha dato spicciocco su Castellaio, non ha più cominciato a questione su sardo. Io sono nasciuto in una doma dove su sardo non fi questionato. Babbo mio è siceregino, mamma mia Castellaia, stampacino, non sa verità. Però non è niente a brigungia detto questionai. In un caso io intendevo, babbo mio questionando in sardo con i amici e quando bestiara del domo. Quando viene a domo via da proibito, non si può questionare. Come ti devo imparare in Sandus? A noi sapere, tu sei imparenti, perché a noi che tu conosci bene non ti posso suonare. Mi piace che tu questionai e quando posso tu questioni con i amici, ma devo sempre essere attento a questo che devo suonare, a come ti devo questionare, perché non è la lingua che ho imparato di più, la lingua che ho imparato di più è l'italiano. Magari altra gente narra, ma no, tu conosci bene, su sardo, devo pensare in sardo. In Castello devo non sapere rari, perciò così, da stare mia, pago cindari che conosci già su sardo. Tu dopo imparare, ma non può uno dei pidenti di brigungia. Poi non è che questiona l'inglese come prima lingua. Però sa gente non ti tiene brigungia tu vuoi dai, quando piri un inglese tu devi vai a gara, poi si fa bere, poi questionare, poi si impilla un inglese pure della fonetica. Però posso sardo è un'altra cosa, posso sardo sicuramente tanti imparavano che questa lingua dei pastori, questa lingua dei smessaioli, non ti tiene brigungia. Io quando posso da questiono, ma non sei un nascio questionando su sardo. Io faccio il professore a scuola, pure quando si incominciò l'intervista. E a scuola su sardo tu questiono con i colleghi, non con tutti, non tutti i colleghi conoscono su sardo, o magari si brigungia, come ho prima. O canno, ponai, tu questiono con una collega di italiano, e non ti tengo brigungia, tu questionavo su, chi sono scelti in sardo, ma con i spicciocchi non fai di guida, non ti conosci, non fai di guida, non orienti a tu questionai. Mancai di nanta che è bello questo laboratorio, che è bello questo corso, a Savini uno non può rifare, non può rifare questa spiegazione in sardo, o meglio, può rifare pure, però bisi, si incrasi su babbo di qualcuno picciocco che arriva e dice, qui ti ha fatto questa lezione in sardo, vi non la comprendo, poi mancai che tu vai a me ricevo in inglese andato tu bene e punti pregiato, qui ti punti imparando un'altra lingua, che se fosse sardo questo non andava bene, ma ricordo questo che mi andava un picciocco quando vivevamo in Toscana, un picciocco sardo, che mi andava, come questa cosa dell'indipendentismo? Ah no, vinto da quando c'è questa idea di lottare per l'indipendenza, per questa Palestina, sacrosanta, giusta, andato tutto bene. Quando si deve questionare per dell'indipendenza, della Sardegna, non si può questionare, ma non perché uno manca da pensare in un'altra maniera, ma perché proprio c'è questa mentalità
che di prima, che non può si pensare di essere pure una nazione che ora si indipendenza. Ecco, posso usare e si sa proprio cosa, che non c'è si a giurare con la lingua del suo popolo basco o su pretto o su corso andrà tutto bene, che non c'è si però posso usarlo, ma anche sia la lingua minoritaria, pruso questionara in tutta Europa, insando questa cosa di prima, non fai di pruso. Io ci tengo due figli, uno che è picchetto, tiene 1 anno e l'altro che tiene 4 anni. Quando nasce la prima, ho deciso con moglie mia di questionare issa in italiano ed io a questionare in sardo. Io sono cominciato a 10 con una parecchia anni, poi a un certo punto è successo un problemino, che figlia mia non questionare, fiata, ma tu che da non questionare, iniziando sono andato adesso a dottoressa e sanno che fiammello a questione una lingua scelta. Dunque, io non sapere rari, i figli sono prima di altre cose. Ed io, con figlia mia, non ho più questione in sardo. Questiono con tutti gli amici che bene in domo mia in sardo e figlia mia do intendere. E a volte mi domandano, e tu che ti muovi, sono incominciando a questionare un baghetto in sardo, poi ti muovi sta a incominciare a questionare, bene, dunque da questo problema non c'è si brutto, però e si succede questo, e dunque dopo un anno non ha più questione brutta in sardo. Con su vittichedu è un'altra cosa, di questione in sardo, non è venuta, e vi sta attaccando questa dottoressa, non mi narra nulla, devo a continuare a questione in sardo. Questa questione di su sardo in scuola è una cosa un pago contrastante, quindi c'è da gente, come tappono prima, che fino ad accanto si fa in discorso su a me ricedo anda bene, questa cosa facoltativa, che su viluccio andai anda bene, e dunque punti precioso pure, qui vari una cosa folcloristica, manca eventi su ballo pure, imparano manca che nessuna canzone pure. Quando c'è si però deve vedere su lezioni in sardo, sa gente non da orari. Ma sa cosa è che sa gente deve fare lezioni proprio in sardo, deve essere una lingua strumentale, non deve essere un'altra cosa, non deve essere altra cosa a fuori da questa programmazione scolastica, deve essere questa lingua, può essere storia, può essere italiano, di no però sapere rari, che può essere mera materia, non è sti 10 facili, poi manca la terminologia, cioè ponai suedo su può avere una lezione ponai de latino, e da questo su devi imparare po' questione di apofonia, non ci punti, dunque adesso da imparare suedo su italiano, non è che non si può rifare, no, però che ci do presupponi a sisezzi e a pensare ai commenti vorrei a questionare de cose su commenti su latino, commenti sa matematica. Quindi questa cosa di imparare i suedus italianus non andrà bene, ti vuoi fare mancare di piegare i suedus che tenen questa etimologia latina e tu acconciai posso usarlo. E poi a fare arrabbiare un po' di gente, però io non sono mai d'accordo. Poi può essere una cosa discriminante. Dopo no che io sono laureato in filologia romanza, chi può altro tu questionarsi con un filologo su metà plus su di me e domandarsi questa differenza su sardo con su napoletano, tanto non è che questa questione che una è sti lingua e l'altra è sti dialetto, non è sti dialetto rara. Su napoletano, può fare esempio del su napoletano, è una lingua che è arrivata del su latino.
commenti su sardu. Dunque, ita veusu, chi uno andrà in Napoli deve conoscere su napolitano, chi deve andare in Roma deve conoscere su romanesco e gli aici. Questa cosa mi pare un po' pericolosa. Altro esti a giurare sa gente, a imparare su sardo, a ti fare comprendere che non esti brigungia, tu vuoi dare su sardo. Però questa cosa che su sardo esti una lingua e s'altra da fonti dialetto non torna, cioè storicamente non tornerà. E mi pare pure che questa cosa di imparare su sardo e non di domandare a gente di conoscere su sardo per fare un concorso poi resti pericolosa pure per un'altra cosa. È che uno sardo non conosce su sardo e però arriva uno di Milano che ha fatto un corso come ti veuso. Questo ci tieni su Sarroca e Papere e tirare, ma tu conosci, perché ha fatto un corso con gli universitari di Milano, ha fatto un esame di linguistica sarda. E un altro? Io sono sicuro che uno che manca questi cerecino come a me conosce su sardo. E intanto ti avevo, devi entrare su milanese.